una legge fortemente divisiva. Quella guerra di religione che lei ha impiantato nella nostra regione tra i contrari e i favorevoli all'autonomia, l'avete trasferita come impianto pari pari nel Parlamento italiano e avete fatto una legge che ha diviso l'opinione pubblica, ha diviso le associazioni, le forze sindacali, l'ufficio parlamentare di bilancio, Banca Italia, pure Standard & Poor's ha detto è una legge pericolosa. E Presidente, anche la Conferenza Episcopale Italiana ha espresso delle perplessità su questa legge e glielo dico personalmente con tutta la sincerità del caso. Ho trovato persino, mi hanno prodotto un personale imbarazzo le repliche che lei ha fatto ai vescovi italiani, dicendo: cari vescovi italiani, non avete capito, ve la spiego io la legge. È un atteggiamento paternalistico che può permettersi ogni tanto in quest'Aula, ma davvero non con la Conferenza Episcopale Italiana.